Buonasera e bentornati a Candiani Factory, il programma televisivo del Centro Culturale Candiani che giunge questa sera alla sua 8ª puntata. Siamo quasi al giro di boa di un'esperienza televisiva che ci ha dato grosse soddisfazioni. Anche questa sera i comici di Cabaret Candiani saranno guidati da Vanessa Giuliani. Vedremo poi 2 cortometraggi provenienti dal concorso Raccontare Mestre, Interno Notte e Riflesso di un amore. Con i nostri ospiti converseremo nello spazio dedicato alle interviste. Buona visione! Va ora in onda Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? Ospite speciale della serata, Vanessa Giuliani. Sto dicendo stupidaggini, non lo so, non mi sono preparata, quindi... Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! La nostra padrona di casa è Vanessa Giuliani! Oh, buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti a tutti. Io sono Vanessa, sono una carissima amica di Chiara Candiani. Noi eravamo proprio amiche, era la mia confidente. Anzi, dato che siamo qui in intimità, vi vorrei fare una confidenza. Vi racconto anche a voi questa storia. Una volta ero con un cretino borioso, disteso sul mio letto, che fumava una sigaretta alla Richard Gere, quando a un certo punto mi ha fatto quella domanda deficiente che almeno una volta è stata fatta a tutte le donne. Di un po'. Hai mai provato qualche volta a pensare cosa si prova ad essere un uomo? Io no. E tu? Voi uomini pensate di capirci, di saperci conquistare. Chissà quante volte avete raccontato quelle cavolate al bar agli amici il giorno dopo. Allora, sono andato a prenderla e faceva un freddo cane, così l'ho portata al cinema. Usciti dal cinema mi sono imboscato con la macchina, l'ho accarezzata, lei ha avuto dei brividi e l'ho pastrugnata tutta. Allora, mi hai portato al cinema a vedere un film di Pieraccioni. Cioè, non che io abbia qualcosa contro Pieraccioni, perché uno che fa 15 film con la stessa storia e la stessa faccia per me è un genio, no? Dico, già mi porti a vedere un film di Pieraccioni e già lì capisco che il tuo cervello ha molta attinenza col tuo organo. Poi mi porti d'inverno su un prato alle 2 del mattino. I brividi li avevo. Certo, perché morivo di freddo. Solo allora mi sono fatta pastrugnare, no? Per riscaldarmi. Che imbecille. Ma cosa ne sapete voi? Dai, tutto quello che dite o che fate lo fate perché noi ve lo permettiamo. Perché facendo le deficienti, noi vi facciamo sentire grandi, importanti, in grado di prendere decisioni. Ma noi non siamo mai soltanto donne, no. Noi siamo dei mostri macchinosi. Io lo sono per i miei desideri, sì. Io voglio diventare una donna in carriera, senza dover cominciare a concedermi dall'usciere del ministero fino ad arrivare al marito di Costanzo. E poi vorrei essere una scrittrice innamorata, svegliarmi, guardare il mondo e cominciare a ridere, senza che come adesso il mondo si svegli per prima e cominci a farlo guardando me. Insomma, vorrei essere tante donne diverse. E un po' lo sono, perché mi sono un po' rifatta. Sì, come le mie amiche, Nina, Valeria, Alba, sì. E voi uomini, poveri pellegrini, siete costretti a correre in su e giù per accontentarci. Ma d'altronde, se il vostro patrono San Pellegrino vi fa girare il mondo, noi possiamo anche farvi girare un po' le balle, o no? Provino Paganelli prima.
Sono il cugino di Catwoman. Mente Catuomo. Il prossimo. A me mente che faceva ridere, però. E l'artista, che simpatica, eh? Conosco tanti di quei giochetti. Ce n'è uno bellissimo, potete farlo anche a casa, eh? Quando appaiono i faccioni dei politici alla tele, indovinate il nome prima che compaia la scritta. È bellissimo, eh? Potete farlo anche in famiglia coi punteggi. A me, che volete che vi dica? A me la politica mi piace. Ci trovo dentro tanti insegnamenti. È una vera e propria scuola di vita, eh? Per esempio, se ti dico, la vita è come Fini, a volte vedi tutto nero, no? Oppure, la vita è come Giuliano Ferrara, pesante, eh? In altri momenti la vita è come Berlusconi, ci riserva sempre delle sorprese, eh? Oppure la vita è come l'UDC, piena dei casini. Però bisogna anche dire che la vita è come la russa, fa paura. A volte la vita è come D'Alema. Esatto, te lascia perplesso, eh? Però al finale la vita è come Prodi, non si sa quanto dura, eh? Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa. Il rumore dei passi nella nebbia si avvicinava sempre di più. Atterrito si appiattì contro il muro di cinta. Una sagoma inquietante prese forma davanti a lui. «Nonno, cosa fai in giro a quest'ora?» «Sono andato a pisciare nella latrina nel cortile». «Ma noi non abbiamo una latrina...»
Porca miseria, la mia Fiat Multipla! La donna per cui sono deperito mezzoetto questa settimana si chiamava Isabella. L'ho conosciuta in un bar e lei capì subito che era una a cui piaceva il sadismo, il masochismo. Infatti fu molto facile agganciarla. In realtà, sì, lo so, lo dicono anche da fuori. In realtà abbiamo cominciato a parlare, abbiamo parlato per mezz'ora circa, alla fine le ho detto: ma che prove ho che sei una masochista? Dice: beh, è mezz'ora che sto parlando con te. Come andammo a casa sua, io capii che era anche sadica, perché tirò fuori una frusta, montò della panna montata e non me la fece neanche assaggiare. Allora avevo bisogno di rifarmi, di vivere altre esperienze, e allora sono andato a Caracas, in un bar di Caracas, uno dei migliori bar di Caracas. Entro, ordino un rum, dico: no, guardi, il rum ce l'abbiamo nei peggiori bar di Caracas, questo è uno dei migliori, possiamo darle al massimo un chinotto. Dico: vabbè. Prendo il chinotto, come sto bevendo il chinotto, entra una donna, era molto ubriaca, io lo capii perché appena entrata disse: cos'è questa, una festa di gemelli? Si mise al bancone, si accasciò sul bancone, la vidi e le dissi: come ti chiami? E lei: Martina. Ah, hai anche un secondo nome? Franca. Ah, Martina Franca, ma sei pugliese? No, sono di Cuneo. Capii che era il classico caso di cunese ripiena di rum. In realtà cominciammo a parlare, siccome era molto carina io le dissi: sai, io vorrei scoprire chi sei veramente, vorrei scoprire soprattutto cosa hai dentro. E lei mi vomitò sulla camicia. Dopodiché, insomma, le dissi: senti, so che sei in uno stato un po' alterato, però ti va se andiamo a fare un giro insieme? Lei dice: no, io non esco con gente che ha del vomito sulla camicia. Aveva ragione. Tornai la sera dopo, camicia nuova, anche se presa al discount. Era di lusso, però era presa al discount, quindi anche i gemelli che aveva erano assolutamente diversi. Comunque lei rientra, cominciamo a parlare, io dico: voglio risolvere questo problema che hai con l'alcol. Lei dice: io non ho nessun problema con l'alcol. Dopodiché si accese una sigaretta con l'alito e io dissi andiamo. Andammo in un ristorante bellissimo, un ristorante italo-cinese, si chiamava E Lanterne Rosse Pusilpo. Io ordinai degli spaghetti allo scoglio, una bistecca con le patatine, mi portarono tutto dentro un involtino primavera. Lei ordinò, disse: io voglio delle penne alla vodka e dell'abrasato al barolo. Anzi, lasci stare le penne e lasci stare il brasato, porti solo le altre cose. E alla fine, parlando, le ho detto: ma cosa ti porterà tutto questo bere? Tante possibilità, magari farò un film con Francesco Nuti, farò un disco con Vasco Rossi, farò un episodio di Johnny Walker Texas Ranger. Ho capito che non l'avrei convinta e allora ho cercato di trovare qualcosa di alternativo. Le ho detto: senti, che ne dici di andare dagli alcolisti anonimi? Andammo, come entrammo, gli alcolisti si presentarono: sono Gigi, sono Giovanni, sono Mario. Dice: non siete anonimi, bastardi! E uscì di corsa. Allora capii che avevo fallito, sono tornato a casa in Italia in un posto molto triste, una sala da tè. Sono andato, ho preso degli stuzzichini, ma gli stuzzichini erano senza sale. Mi sono lamentato col cameriere, ho detto: gli stuzzichini sono senza sale. E secondo lei noi sala da tè l'abbiamo scritto per niente. Non ce n'è più come Chiara Candiani, non ce n'è più. Che bella serata, che bella serata. Si sta divertendo lei, Ines, almeno? Don Rino, sono un po' pensierosa ultimamente. Ma sa che effettivamente la vedo un po' triste. Quali sono i problemi oggi? Io non so, le guerre, i putei che muore da fame, l'effetto serra. No, quelli generali, i suoi problemi. A me pare che esiste, sì, come Mario a una guerra, e si lamenta sempre per quello che faccio da mangiare, sì che minno che ne faccio più che muore da fame. E l'effetto serra? Che ora de serra non sopporto altro, non so più buona di vederlo. Vara, con tutto quello che mi fa, vorrei scampare da casa, se che dopo provo con un altro problema. E quale? E a fuga dei cervelli. Guardi,
Vada tranquillamente, che non succede niente. Disio, Sì. guarda che modo elegante per dirmi che so simpie. Mi dica lei piuttosto, Ines, ma che problemi ci sono con suo marito? Cosa succede? Ora una volta gli era premuroso, gli era un gentiluomo, adesso invece lei è un burbero, un maleducato. Ah. L'altro giorno che sono andata alla parrucchiera, no? E mi ha fatto un bel taglito e mi ha detto, Ines, dimostra 10 anni di meno. E poi vado a casa da mio marito e gli domando Duilio, guardami quanti anni mi daresti. E lui? E io mi fa, fosse parmite da l'ergasto. Così mi ha detto. Guardi, andiamo avanti con la trasmissione, va che è meglio. Non dovevo levare il molare ai Black & Decker. Quelli sono degli svitati. Scusi lei, può morire per favore un metro più in là, grazie. È fuori scena, non vede? Qua va bene. Grazie. Oh. Allora come vanno le indagini? Bene, capitano, era un dentista. Ah, l'ha capito dal trapano. No, dalla Porsche parcheggiata qui fuori. Cosa c'è ora? Lo conoscevo fin da bambino. Pensi che i primi esperimenti li ha fatto su di me. Mi ha tolto tutti i denti da latte. Ah, e gli ha messo quelli da whisky. Pensi che un giorno mi gettò dalla finestra e mi mise l'apparecchio convinto che potessi volare. Ah, e si fece male. No, avevo la polizza a casco. Era un megalomane. Sì. Ogni volta che toglieva un dente esclamava felice, primo estratto! Altri indizi? Sì, aveva aperto uno studio con un oculista e si chiamava occhio per occhio, dente per dente. Ma lui era un perdente. E l'oculista un perocchio. Capitano, c'è una rivista. I Denti Kit, L'organo ufficiale dell'Associazione Dentisti. Era un professionista, Ce ne sono sempre meno. ma non lui, il killer. Capitano, Guardi. biglietto del cinema. Ah, e cos'era andato a vedere? Denti di passione. Mi viene in mente, guardi, in studio teneva sempre 2 canini. Ne avrà avuti ben più di 2. No, ne teneva 2 piccoli, C e Wawa, però erano bellissimi. Sia più incisivo. Ricordi che prevenire è meglio che premolare. Ha capito? E non perda tempo. Dobbiamo risolvere l'enigma. Lo sa, vero, che solo uno della mia tempra ci può riuscire. Certo, ci vuole la pasta del capitano. Capitano? A proposito, sua moglie ancora deve saldare. Beh, allora intanto io le do un acconto. Scriva allora. La vittima è deceduta in circostanze misteriose. Forza, si sbrighi, forza. Per fortuna che mi ero fatta l'anestesia, non ho sentito niente. Eh sì, attraverso le canzonette si possono affrontare gli argomenti solitamente noiosi, come la politica, per esempio. Si possono anche scoprire perché ci sono certe situazioni politiche. Basta fare un salto indietro, per esempio, arrivare a quando, un po' di tempo fa, per Berlusconi, arriva il momento di perdere il governo. Quando si fa sera, il Senato, non riveder neppure Pera. Rischi di incazzarti, fai l'indifferente, però ti piaceva tanto fare il presidente, sì, e vorresti urlare, maledire il quorum, prendere a sassate gli elettori ad uno, dare un calcio in culo ad Alemanno, stare lì seduto ancora un anno, o forse anche in eterno. Perdere il governo. Però c'è qualcuno che festeggia. Oh la la, oh la la, oh la la la, questo è il valzer di Piero Fassino. Oh la la, oh la la, oh la la la.
pochi voti e si va a governare. E ancora adesso che non sta più solo a Torino, i compagni di partito lo chiamano Piero Fassino. Eppure il programma di Berlusconi era chiaro, era un programma che prevedeva 10 canali per me, possono bastare, ne voglio avere più di Venezia per poter governare, 1000 frequenze da carezzare e i comunisti farli schiattare. 10 canali per me e a Bossi solo un caffè. Fede lo voglio perché sa bene leccare, Ferrara lo voglio perché ancora sa mandare tutti a cagare, e Bruno Vespa do scudiero, Vittorio Feltri cavaliere nero. 10 canali per me e Prodi ciappa il calchè. Ma Prodi però, la senti questa voce? Arriva il Mortadella, rivince la partita, mettendo insieme rossi, verdi e blu. Dai una globa alla Mastella, da Bindi e di Liberto, l'unione allargata sempre più, sempre più. E intanto Pannella guardava tutti con sospetto, e intanto digiunava senza perdere neanche un etto. Del resto lui non capiva ormai più niente, e troppo digiunare ha dimagrito la sua mente, che ormai era di destra e di sinistra, libertario, liberista, liberale, libertista ed altro ancora. Provino Paganelli, seconda. Sono il cugino della torcia umana. Fuoco di Sant'Antonio! Il prossimo. Ma è una malattia questa. Vorrei essere io il prossimo. Buonasera, mi chiamo Roberto Serafini, studente universitario fuori corso. Vorrei anch'io lavorare nel cabaret, sto cercando di scrivere delle cose, anzi se riuscirò a farvi ridere magari mi candido alle prossime elezioni. Allora, ho scritto delle cose, leggo un po' sui pizzini. Mia madre è il tesoro di mio padre, tesoro che lui periodicamente tenta di sotterrare. Grazie. Se no vado al ballottaggio. Lui era una creatura indifesa, ma forse avrebbe preferito a centrocampo. La mia fidanzata lavora per un'associazione che si occupa di persone che hanno perso la memoria, la famosa Amnesty International. Grazie. Quando gioco a scacchi muovo spesso la regina, tanto per mettere le mani su una donna. Sto andando fortissimo, lo sento. Mio zio è talmente stupido che un giorno gli dissi: zio, tieni, è un buon libro. E lui lo inghiottì. Mia madre non va mai ai concerti da camera, detesta la gente che si siede sui letti. Va bene così anche sulla fiducia. Alla mia ragazza per il compleanno volevo regalare una calcolatrice, poi però mi sono detto no, è il pensiero che conta. Grazie. Con Chiara Candiani hai sempre un posto in prima fila.
Lo stiamo perdendo. Sì. Presto, che la pizza è calda. Rapporto. È arrivato del pronto soccorso. Sì. In ordine. Mano sinistra. Sì. Braccio destro. Sì. Gamba sinistra. Sì. Piede destro. E allora? E non sappiamo come metterli insieme. Ma chi è? È un commesso dell'Ikea. Ho sempre detto che le istruzioni non combaciano mai. Non facciano mai queste istruzioni. Non sappiamo mai come mettere insieme. Oh! Scusa, ma questo chi è? Eh sì, per la pizza no. Ah, finalmente era ora che arrivasse la pizza. Ecco, senta, a proposito, lei col problemino che aveva la scorsa settimana, come va? Meglio, meglio, un po' meglio. Vedo dalla faccia che va un po' meglio. Un po' meglio, E sì. prende sempre le pastiglie. Si ricordi di prendere sempre? Tutti i sì. giorni? Ecco, tutti e i per giorni. tutta la vita? Sì. Per tutta la vita. Per tutta la vita? Ma perché per tutta la vita, scusa? Ti ho dato una confezione da 12. Basta e avanza. Sì, dai, che vada, va là. A proposito, sì. sai l'operazione a Cuba com'è andata? Ah, com'è andata l'operazione a Cuba? Di qua, Di qua, è un po' di andata qua, bene. un po' di là. Un po' di là, un po' di qua, sì. Sì, È ecco, andata esatto. benissimo. Siamo intervenuti prontamente sul capo di Stato, sul figlio del capo di Stato, certo. Fidel Junior. Sì. Gli abbiamo asportato i testicoli, operazione pienamente riuscita. Bene. Ma si era stato ricoverato per una tonsillite. E noi in accettazione abbiamo chiesto, scusi Fidel, Castro? E lui fa, sicuro? E noi, zac! E voi, E noi, zac! zac! E poi il resto l'abbiamo dato al gatto, tanto non gli servivano più. Ma sai che è stato ricoverato? Sì, Un paziente povero, ma Cosa? la moglie lo ha abbandonato. Eh. Ha avuto lo sfratto dalla casa, è andato via, guarda. È andato sul posto di lavoro, l'ha perso, l'ha lasciato a casa, guarda. È venuto per un normale controllo in ospedale. Gli ho dovuto dare 6 mesi di vita. Oh, povero, povero. 6 mesi. 6 mesi, ce la farà a pagare. No. Allora tu dagliene altre 6. Giusto, vero. Hai ragione, guarda. Sì. Oh, hai sentito quel caso incredibile in maternità? no. Una donna ha partorito 3 figli gemelli omozigoti da 3 padri diversi. Ma però, Eh. ma io direi che più che caso di 3 figli gemelli omozigoti si tratta di un caso di mamma vacca, Senti, ma a te fanno ridere i clown in corsia? A me no. Neanche a me. Però l'importante è che facciano ridere i pazienti. Ma non ridono neanche loro, Ce Ma n'era no. uno che li guardava con la faccia tutta bianca, con gli occhi vitrei, con la bocca aperta. Ma per forza sono dati da quello che è appena morto. Ma guarda, si ostinano a fare animazioni in rianimazione. Ma è vero. guarda. Ma è una cosa incredibile, guarda. Ciao, sono Alessia Barbera, vengo da Torino, ho 18 anni e sono la numero 75. 57. Votatemi perché sono una tipa simpatica, spontanea, sportiva. Infatti mi piace fare acqua gym, snorkeling, diving, spinning, running, ma amo soprattutto lo sport estremo, lo shopping. Ho un fisico invidiabile. Per avere questo fisico ho fatto la dieta della pera, ma poi ho dovuto smettere per non finire in comunità. Invece una mia amica modella per dimagrire ha usato la polverina magica. Non è dimagrita, ma adesso si veste come la Poelcan. Alla prima selezione del concorso, oltre ad avermi fatto sfilare i vestiti, mi hanno chiesto chi è Ferré. E io ci ho detto Ferré. Ferré, ah sì, quello che ha disegnato quei magnifici orecchini rotondi, i Ferrero Rocher. Mi hanno presa. Però mi sono dovuta preparare e così, studiando le riviste, ho scoperto che quest'anno vanno di moda le scarpe firmate D&G, Valentino, Prada, mentre di cavalli vanno alla grande gli zoccoli. E poi ho notato
che molti stilisti lavorano in coppia. Ad esempio Dolce & Gabbana, Donatella e Versace, ma soprattutto i fratelli Armani, Giorgio ed Emporio. Il mio sogno nel cassetto è difficilissimo che si realizzi e sfilare per Missoni sarebbe come lavorare in un film. Mission Impossible! Va bene, adesso vi faccio la prova e vi faccio vedere come bisogna indossare i vestiti sulla passerella. Ecco come si indossa un vestito elegante. Continuiamo con un vestito casual. E per finire, l'intimo. Quando ho detto alla mia amica che vorrei sfilare l'intimo alla perla, mi ha detto che non posso, perché la perla sta nell'ostrica e non nella cozza. Ciao, guardatemi! Provino Paganelli, terza. Sono il cugino di Wonder Woman. Stevie Wonder Woman. Il prossimo. Fammi dire Woman, fa ridere, sei comunque. Eccomi qua! Tengo tanti di quei giochetti. Un indovinello che ha inventato Joe. Cosa fa la Vanessa quando vede la Natalia? Si è incontrata nella strada! L'hai capita, eh? Sì, la barzelletta è un poco come la vita, no? Non sempre la capisci, eh? Tengo tante di quelle trovate che mi salgono fuori, sono come un vulcano che eruta. Ma il vulcano anche scorreggia? No, perché per noi artisti è molto importante il processo creativo. È difficile trovare l'avvocato fantasioso, eh? Applaudi, applaudi, alle, divertimmoci con sti deficienti. Può dire che mi gira i tondi neanche a scorrere dal vulcano, guarda. Ma può dire. Sono mica io i problemi seri, i nostri quattro insulsi. Come andare ai poste? Babbo Natale là, vestito di rosso. E tu fatto caso che quando vai all'ufficio delle poste ti mette già davanti a un bivio. Zona verde e zona blu. Mica pensa a andare in zona blu che vorrà il bollettino catalitico che vorrà. È 1,4. Poi ho pensato, detto pensione, zona verde. Ma al verde proprio, come a pensione. Guarda. E invece mi ha mandato dall'altra parte. Dov'è che la coda non si fa mia come una volta, sa? No? Serpentone unico come cavare. E te sbatte in continuazione contro dei carei enormi pieni di calendari, videocassette, CD di musica. Non si sa se te sia ai posti o all'ipercop. Con risultato poi che sei qui che si gasa. Come il mio amico Saverio. Ogni volta che va a ritirarsi a pensione fa tutta la coa, arriva alla fine che se la casa spesa tutta in bueae. Non si ferma neanche, tira dritto allo sportello Mutuisa. Ma poi dice che mi gira i toti. Al mio paese poi è l'emblema dei geni. Far la casa delle bambole, i dipendenti. Tricche, tracche. Come la Samantha, che è stata assunta che non era buona da scrivere, non aveva fatto a quarta elementare, però era sonnevola del sindaco. E in effetti quando devo fare la raccomandata vado sempre da lei. Se ne intende tantissimo da raccomandata. E sta tutti sti dipendenti, avevo fatto caso che i dipendenti sta tutti trio che il vetro antibombe a mano. È vero, che pare un acquario di pesci. Infatti assume solo scorfani. È vero.
capo ufficio che deve essere il Capitan Findus. So che dei bastoncini che ne vede pochi, solo balene vede. E è devastante. Mi ogni volta per cercare di farmi capire, drio al vetro, comincio a gesticolare che se passa un Boeing 747 lo faccio atterrare. All'inizio pensavo che fosse diventai sordi sti dipendenti per colpa della Ines, la più anziana dell'ufficio che da 30 anni con un timbro in mano che tira de che legnaie sul tavolo. A perché sia un centro de collaudo dell'Ikea, sa. Un giorno che altro verrà anche in ufficio con una fassetta dal banzai. Ah! In effetti in ufficio non la contraddice nessuno. Anche i penne sul tavolo si caga addosso. E in effetti ho scoperto che quando stai scrivendo il bollettino e non riesci a completarlo perché la penna sembra finita, non è finita. Sei penne che fa finta di essere morte. Così resta da sta banda di qua e scappa da quel tricheco. Gira e rigira, guarda, fa che caso, è sempre colpa di una femmina. Aveva ragione i vecchi, che gli diceva che femmine ha 4 malattie l'anno, ma tutte de 3 mesi l'una. Poi dice che mi gira i totani. Gialli in un minuto. Era una notte. Lo incastrarono giù al porto, mentre attendeva un container con una partita di merce rubata. Non capisco perché quando c'è di mezzo una partita rubata venite sempre a prendervela con me, disse Luciano Moggi. Buonasera, io sono Norma, io vivo a Norma e ho aperto un ufficio rinnovo patenti a Norma. Avanti il prossimo? Ho detto avanti il prossimo? Oddio, ma questa è una divinità che è scesa dall'Olimpo. Buonasera, si siede in modo composto, per cortesia, senza divaricare le gambe e appoggia le mani sul tavolino. Forza, per cortesia, sì certo, vede altre sedie? Molto bene. Appoggia le mani sul tavolino, per Come cortesia. sul tavolino? Ho detto di appoggiare le mani sul tavolino. Forza. Oh, io pensavo di consigliarle una cremina per le mani, ma ora che le ho viste sto pensando di consigliarle l'amputazione. Ma cosa fa? Oh, le ho fatto male. Insomma, direi... Passato la bua. Molto bene. Mi dica il valore dei suoi leucociti. Ma che ne Mi so? dica il valore dei suoi linfociti. Non lo so. Voglio conoscere il valore dei suoi ormoni. Ma che scusi? Fa l'amore? Ma cosa Questa è una domanda buia e tempestosa, vero? Senta, Bene, data la sua espressione malinconica, imbarazzata, preoccupata, insicura, disperata, depressa, deduco che i suoi pistoni hanno bisogno di una bella revisione perché non stuffano più come una volta, per piacere, non incominciamo a insinuare queste cose perché non... Senta. Cosa fa? No, tenga qui. Guardi che io sugli uomini belli ed impotenti faccio No, miracoli, senta, per piacere. Bene, passiamo alla prossima domanda. Ma lei crede ai colpi di fulmine, Questo è proprio fulminato, No, Molto senta, bene, no. le fregano da sotto il naso un parcheggio che lei aspetta da un'ora. Cosa fa? Opzione A. Chiede se gentilmente vi sposta l'auto se non vuole essere investito mentre si allontana. Opzione B. Lo riempie di insolenze, se è più piccolo di lei, anche di botte con il crick. Non sono Opzione d'accordo. C. Sorride rassegnato e quando si allontana gli incide con un punteruolo sulla portiera della sua macchina un disegno floreale stile anni 70. Come fa? Risponda? Non lo so. Risponda! Ah ah! Adesso ho capito.
capito chi ha inciso un bouquet di rose No, rosse sul risposto. mio fiorino No. verde? Si vergogni! Ha un fiorino verde, lei, che schifo. Borderline. Bene, senta, le propongo la constatazione amichevole, Constato che tra me e lei potrebbe nascere una tenera No, amicizia, io no, Senta, beh, le due parti non... verrebbe a cena a casa dei miei genitori, Dei suoi genitori... No, cosa fa? Guardi, le presento anche mia nonna. Non mi interessa sua nonna. Guardi, sa, mio padre le ha sparato durante una battuta di caccia, no? Sì, le ha sparato, però, poverina, noi abbiamo imbalsamato la sua testa e poi l'abbiamo appesa in salotto vicino al cervo. Ma era capricciante, ma che schifo. Mi dia la patente, forza, Sì, ero venuto forza, non perda tempo, mi dia la Sì, patente. momento, ecco. Oh. Ma cosa fa? Ma scusi, la mia patente. La patente. Sì. Oh, poverino, Poverino sì, la patente. disperato. Abbastanza. Il mio d'Artagnan! Senta, non sa come tornare a casa, vero? No, trovo un taxi, cioè. Oh, ma guardi, ma quale Ho taxi? telefono. Ho il fiorino qua sotto, Fiorino. con un bellissimo disegno floreale stile anni 70, Venga, che l'accompagno. Prendo un taxi. Senta, mamma mia, ma lei di che segno è? Io, bilancio. Senta, bilancio, la sua luna forma un trigono con l'orsa maggiore? Non lo so. Senta, verrebbe a vedere la mia orsa, L'ho imbalsamata e appesa in salotto tra la nonna e il cervo, Venga, D'Artagnan! Aiuto! Aiuto! Oh, benissimo, benissimo. Allora abbiamo una grossa novità questa sera, Per voi bambini. I grandi vadano a letto, adesso i bambini è il loro momento. Bambini, adesso potete saltare sul divano, tirare i cuscini, anche voi qui, come i pazzi, tirarvi i capelli, voi che potete. Adesso è il momento di una nuova rubrica, Abbiamo la rubrica per i bambini, divertimento, fagiolino e fagiolone! Un applauso! Ciao Fagiolone! Ciao Fagiolino! Ciao Fagiolone! Ciao Fagiolino! Ciao Fagiolone! Ciao Fagiolino! Ciao Fagiolino! Ciao Fagiolino! Adesso basta però, Senti, guarda Fagiolino, non farmi fare brutte figure perché ci hanno messo in televisione. Oh, ci è andata meglio della settimana scorsa. E perché? Ci hanno messo in lavatrice. Ma cosa stai dicendo? Stai in camuffa! Stai in camuffa! Parliamo di Sanremo, parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo, che c'è il festival, c'è il festival. E allora, sai che Mango, il cantante Mango, ha avuto un figlio? Ma sì, è diventato papaya. No, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai... Ma non lo sai che... Grazie. Applauso. Ciao! Sì, ma volevo dire che il figlio di Mango seguirà le orme del padre. Lo credo proprio. E perché? Vuoi rifare l'avocado? Stai in camuffa! A proposito, Sì. adesso faccio questa battuta. Aspetta, Sì, fai questa battuta. Faccio questa battuta, ascolta. Faccio di qua. Allora, sai cosa fa una lucertola a fine maggio? Questa battuta non è mia, l'ha scritta quel ciccione lì in fondo. E allora cosa fa? Dimmelo tu. Fa la dichiarazione dei rettili. Bella questa battuta. Stai in camuffa. Volevo darmela da sola, mi viene da datele da buttare. sola. Ah, sì. E proprio e cosa fa? E che cosa fa? E che cosa vado di qua? E vado di là. E guarda cosa faccio. E guarda, Cosa stai facendo? faccio la scala. Ascolta, Sì. e sai perché i cavalli hanno le narici così larghe? E dimmelo te. Beh, vorrei vedere te scaccolarti con gli zoccoli. Ma cosa stai fatelo da solo? Smettila. Questo non fa ridere, questo. Senti un po'. Parliamo di cose serie, ma non lo sai chi è morto? No, chi è morto? È morto l'amministratore delegato della BIC. Ci ha lasciato le penne. Sì, almeno quello, Sì. Fatelo da solo. Appunto, no. Male, porca Sì. miseria. Senti, facciamo uno scherzo al burattinaio. Sì, facciamo uno scherzo al burattinaio, sì. Ecco, pronti? 1, 2, 3. Oh, è svenuto. È svenuto,
Ma sei svenuto, come facciamo stasera? È vero. Oh, 46 anni e non sentirli. Vuoi diventare come Tony Sentimento? Segui le sue lezioni. Dai Agostino, non essere triste, sei stato bravo. Sì, ma lo so, non sono mica triste per questo, perché lo so che tra me e Tony Sentimento non c'è competizione, in quanto io sono certamente più figo. Agostino, sì. E questi applausi lo testimoniano. Certo, ma però un po' triste lo sei, perché? Sì, perché non riesco a trovare un lavoretto part-time per arrotondare. Ah, ma allora è la tua giornata fortunata, Agostino. Davvero? Ma guarda che proprio stamattina è venuto il figlio del signor Galdino, sa, Sì. l'anziano signore del paese, e lui ha bisogno di un aiuto, sa. Ma scusi, quali un po' di sarebbero assistenza. i compiti che dovrei espletare? Ma guarda, ti spiego subito. Allora, alle 6:30 il signor Galdino va di corpo. Buona abitudine. Poi alle 7:30 si alza. Ok, Ma poi scusi, non sarebbe più opportuno invertire l'ordine degli accadimenti? Anche perché se il buongiorno si vede dal mattino ho paura che ora di sera mi tocca snettare anche i muri. Agostino. Infatti alle 7:31 inizierebbe il tuo lavoro. Tu dovresti arrivare con una bacinella, dei guanti e delle salviettine deumidificate al limone. Ti lascio immaginare perché. Immagino che sarà dura. No, non sempre. Anzi,
Il più delle volte non è dura. Oh, santa patata, ma cosa mi dice, signor Dorino? Aspetta. Poi alle 9 lui fa colazione. Ma scusa, io dalle 7:31 alle 9 cosa devo fare? Non è che ci metti poco a pulirlo, sai. Oh, santa patata, guardi, signor Dorino, ci ho pensato a lungo e profondamente, ma mi vedo costretto a declinare il suo offerta di lavoro. Perché? Vedi, diciamo che sono allergico alle salvettine umidificate al limone. Pazienza, vai. Vabbè, dai, andiamo avanti con la trasmissione. Gialli in un minuto. Era una notte quando l'avvocato rassicurò il marito dell'imputata. Tranquillo, gli disse, sua moglie non può essere stata. L'altra notte era nel suo letto. Ci sono 7 uomini che possono testimoniare. Provino Paganelli, quarta. Buonasera, sono il cugino di Cenerentola. Cenerantolo. Paganelli, lei è un cretino. Allora i topini con la tosse non glieli faccio vedere. Ehi Frank, ci sei? Hai alzato un po' il gomito. Ehi Frank, di qua il pubblico. We are country for you. Okay, no problem. Make a porridge, giacamente. Agaveva Margaretta quando canta verso becco canta proprio innamorata. Giacometto e Gavero Margaretta quando canta verso becco canta proprio innamorata. Per far festa agli invitati la ghitina con la gavella lo mette a cucinare. Per far festa agli invitati la ghitina con la gavella lo mette a cucinare. Le galline temate, le perità del frate, le sentire, le savate dalla rabbia che le gà. Le galline Per la perdita del gallo, le rabaggia calculano dalla rabbia che le gà. Hey! Oh! This is a presentation for Final Cut. Yeah! Hey! Eccoci alla fine, vi presento gli ospiti. Meglio una battuta oggi che un lavoro domani. Roberto Serafini. Scusate, Vanessa, scusami, vorrei dire una battuta in zona Serafini. Prego. Se la vostra fidanzata vuole fare un calendario, mandatela a lavorare in tipografia. Il prossimo, Pierpaolo Paganelli. Non sappiamo chi sia Ado, ma loro sono per la mamma di Ado. È un artista buio e tempestoso, Fabrizio Canciani. Parla di donne, ma non riesce a tenersene una. Dado Tedeschi! Ha fatto più docce lei di Edwige Fenech. Anna Marcato! Suonate le campane, loro sono Marco e Pippo! Sarebbero da ammanettare al volo Paolo e Max. Ed ora i medici che sponsorizzano la pausa caffè, Diego e Paolo. Un uomo tutto mozzarella e pomodoro, David Riganelli. L'opinionista da pescheria,
lui e i suoi totani, Maurizio Feraco. Un fan club al gran completo, Isa Gilla. E poi abbiamo l'idolo delle campagne venete, Tony Sentimento. Tutta norma e poche melanzane, Linda Bobbo. Eccola. Ed era dai Righeira che non si vedeva una coppia così trash. Dai, vai, diciamo. Franco Fabbrica. È stata la nostra padrona di casa, Vanessa Giuliani! Oh! Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto. Bentornati a Candiani Factory. In questa puntata vedremo i cortometraggi Il riflesso di un amore di Alice Borin e Interno notte di Alessia Bellon. Parleremo della città con i nostri ospiti Gualtiero Marchesi, Vanessa Giuliani e Nicola Soranzo. E infine l'agenda, con gli appuntamenti per la prossima settimana al Centro Culturale Candiani di Mestre. Mi chiamo Alice Borin, ho seguito attraverso la regia il cortometraggio Riflesso di un amore che fa parte della terza edizione di Raccontare Mestre. Il cortometraggio parla d'amore, il tema a cui si doveva attenere, e di Mestre. Io nella storia ho voluto fare in modo che venissero coinvolte 3 generazioni. Si parla di 2 giovani adolescenti, di un bambino sugli 8 anni e di una nonna. La Mestre che si vede nel cortometraggio è una Mestre tutto sommato abbastanza comune, perché appunto si vedrà il parco, si vedrà la piazza, però abbiamo scelto delle inquadrature, dei paesaggi che davano risalto al colore. Questo per avere un cortometraggio gradevole anche dal punto di vista appunto cromatico, e poi perché parlava di amore, quindi un tema abbastanza bello, abbastanza dolce. Io vi auguro buona visione. Buona visione. Ciao Tommy, scusa, ero al parco, stavo leggendo, mi sono completamente dimenticata. Perdonata allora. Come faccio a incazzarmi con te?
C'è la sensazione di aver dimenticato qualcosa. Sì, Lu, la testa. Nonna, guarda, ho trovato un libro. Ah, vediamo. Dai un momento alla nonna. È un libro di fotografie di com'era una volta la città di Mestre. Cosa c'è scritto? C'è scritto una storia per Mestre. Oh, guarda, qui ho incontrato il nonno Sergio. Oh. Ah, col nonno Sergio è stato proprio un colpo di fulmine, sai. È un fulmine. Ma ti sei fatta male, no? Ah, no, tesoro, è solo un modo di dire. Il nonno mi faceva sedere sulla canna e poi mi portava a spasso per la città a tutta velocità. Davvero? Sì, quanto ridevo. Under this national rain cloud, I'm getting soaked to the skin, trying to find my umbrella, but I don't know where to begin, and it's simply irrational weather. I can't even hear myself think, constantly bailing out water, but still feel like I'm gonna sink, 'cause I'm under the weather. Jacopo, amore, è l'ora di andare a casa. Dai, che la mamma ci aspetta. Puoi stare ancora un po'? E va bene, stiamo ancora un po'. Sai, la cosa che mi piaceva di più col nonno era quando mi teneva per mano. Quante volte ci siamo aspettati sotto la torre dell'orologio. Sono cose che succedono anche ai grandi, sai. Guarda, qui ci sono andato con la mamma. Oh, davvero, bellissima la Galleria Matteotti. Jacopo, adesso però è l'ora di andare a casa. Va bene? Ecco. Andiamo.
kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Stanchetto, eh? Figada, abituarte. Figada? Ti abituerai.
रे आजा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो थक न तेरा ये तन हो आजा रे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रस्ते तरसते हो तू आजा रे I don't know, dude. I think everybody's all jealous and shit because I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band. But they're all on me like they wanna hold hands. Cause once I blow, they know that I'll be the man. All because I'm the lead singer of my band. So I get off stage, right, drop the mic, walk up to these hot chicks and I'm all like, what's up, ladies? My name's Slim Shady. I'm the lead singer of D12, baby. Samir, ti porti il lavoro a casa? Say shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava. Yeah. रूप है मेरा सोना, रूप है मेरा सोना सोना, सोनी मेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Everybody shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava. माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा। Candiani Interview, lo spazio di approfondimento sulla città. Gli ospiti di oggi sono Gualtiero Marchesi, Vanessa Giuliani e Nicola Soranzo. Che cos'è una città? Una città è uno spazio delimitato in cui un insieme di persone vivono assieme, non per scelta, questo è il problema. Non è che decidono di vivere assieme, ma si trovano a vivere assieme, quindi il problema è un po' lì, che non si sceglie di stare assieme. È un agglomerato di case, di gente che va, che viene. Va da casa propria al lavoro e dal lavoro a casa propria. Basta. Beh, una città è una fonte di molti stimoli. Ricordo da ragazzo che un cliente mi diceva sempre che lui va a New York e quando arriva là proprio si carica di energie, perché effettivamente più la città è elettrica, diciamo proprio, no? E più naturalmente ti dà possibilità. La città per essere interessante dovrebbe essere un insieme di occasioni, secondo me. Cioè una serie di occasioni che tu hai di trovare del divertimento, dell'informazione, degli stimoli e delle persone. Quello che dovrebbe essere una città e quindi quello che coloro i quali governano una città dovrebbero fare è creare quante più occasioni possibili perché le persone possano esprimersi, incontrarsi o fare quello che più hanno voglia di fare. Io ho un po' di nostalgia della città perché la città mi ha nutrito, mi sono fatto una discreta cultura proprio perché la città ti offre questa possibilità, frequentando concerti, andando a teatro, frequentando gli artisti, che è una vita che ho sempre fatto attraverso amicizie, poi sono diventati i miei amici. Io avevo studiato, però questo non ero ancora, sono stato male. Ho avuto un po' di febbre, mi ero preparato sull'altra. Se puoi dire quell'altra è meglio perché non... Cosa ne pensi di Mestre? Sono veramente appena arrivato qui nel Nord Everest
e stare qua secondo me mi è sempre piaciuto, non è che adesso, però in particolare in questo momento è arrivato, ho conosciuto delle persone, bella gente, ci sta bene, pratici, eleganti, fanno fine senza impegnare, veramente, sto da Dio, from God in inglese. Io personalmente sono rimasto colpito, sono 2 o 3 volte che vengo a Mestre e sono rimasto colpito da questa città che io conoscevo, diciamo 50 anni fa, e l'ho trovata molto cambiata, ho trovato che è molto bella il centro, una città insomma, che si muove, penso. Se vai a Venezia ti trovi questa specie di museo e guardi, è bello, è divertente, è una città magica, è una città bellissima, culturalmente molto interessante. Però Mestre è altrettanto interessante per la vitalità che esprime. Trovo che socialmente qui si stia facendo un lavoro ottimo. Culturalmente probabilmente soffre un po' Venezia, però socialmente, come occasioni appunto, come tipo di impostazione del comune, trovo buono, mi piace. Non ho avuto molto modo di girare Mestre, sinceramente, l'ho sempre visitata per gli spettacoli, quindi sempre arrivata la sera, ho fatto gli spettacoli, la sera poi tornavo in hotel, quindi non l'ho visitata molto. E la gente è piacevole, socievole, disponibile. È questo poi che fa una città, una bella città, no? La gente. Quindi è bella Mestre. Fammi un'altra domanda, dai. Questa è stata facile. E infine un ultimo pensiero per gli spettatori di Candiani Factory. Provo a immaginare che a Mestre ci fosse un'università, tipo quella di Padova, che richiama 60.000 persone all'anno, con questo tipo di tessuto urbano che c'è qui a Mestre e il tipo di apertura anche secondo me sociale da parte delle persone che c'è qui a Mestre, secondo me si svilupperebbe una cosa completamente diversa. Mercoledì 21 marzo alle 17:30, per Scaffale Aperto, incontri con gli autori, la presentazione del libro Un'altra strada di Giuseppe Forte. Giovedì 22 marzo alle 17:30, la conferenza Eredità del colonialismo nella cultura italiana oggi. Venerdì 23 marzo alle 17:30, per la Fabbrica della Cultura, l'incontro con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, indagare con il DNA. Prosegue fino al 24 marzo al Centro Culturale Candiani la mostra Caucasica, con opere di Natalia Mali, Taus Makacheva e Irina Guseinova. E fino al 25 marzo le mostre Che viva Tina, dedicata a Tina Modotti, e Marcon, paesaggi di transizione. Prosegue fino al 2 aprile la mostra L'offesa della razza, razzismo e antisemitismo dell'Italia fascista. E fino al 31 marzo, alla Galleria Contemporaneo di Via Piave a Mestre, la mostra delle opere di Antonio Scarponi.